Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche oggi. Partiamo dalla questione dei migranti, continuano ad arrivare in Veneto, sono stati accolti in scuole e palestre e gli albergatori hanno avuto la richiesta da parte della prefettura di trovare strutture per l'accoglienza, di mettere a loro disposizione stanze degli alberghi, ma è una richiesta che non potrà essere in gran parte assecondata. Sentiamo perché in questo servizio. 34 nuovi migranti arrivati ieri a Marghera sono stati destinati alla provincia di Padova, in parte sono già stati trasferiti alla scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini, dove già sono ospitati alcuni profughi arrivati la scorsa settimana. Altri invece sono stati inseriti nei CASI, centri di accoglienza straordinaria sparsi nella provincia, gestiti dalle cooperative che hanno partecipato ai bandi della prefettura. La situazione dei migranti con i continui sbarchi nelle coste italiane e il rifiuto di molti sindaci ad un'accoglienza nelle strutture comunali riapre la questione di una possibile ospitalità nelle strutture alberghiere, un'ipotesi però difficile da realizzare, spiega la presidente di Federalberghi Padova, Monica Soranzo. Noi siamo sempre stati assolutamente collaborativi e propositivi, perché l'argomento è molto delicato e chiaramente è umano. Già con il prefetto precedente noi avevamo attivato una sorta di ricerca tra tutti gli albergatori, tutte le strutture. Purtroppo non riusciamo a dare seguito o comunque aiuto a questa cosa, poiché non è facile, anche perché abbiamo passato degli anni molto difficili e, come ben sappiamo, riuscire a ospitare queste persone che sicuramente ne hanno bisogno. Tuttavia l'associazione di categoria non esclude un incontro con la prefettura. Non escludiamo nulla, siamo sempre comunque a disposizione per alternative soluzioni nel caso il prefetto ci chiamasse, siamo qua. E si occupava e si occuperà ancora di migranti il Don Favarin, che vedete in questa prima pagina del Corriere del Veneto. Don Favarin, il prete degli ultimi, lascia la chiesa, ora sono libero, vorrei avere un figlio. È stato molto attivo nell'accoglienza, già sospeso a Divinis dalla diocesi di Padova, ora non è più sacerdote. Arriva così la comunicazione che dopo 25 anni termina la mia esperienza come ministro di culto cattolico. Io non ho proprio nulla di cui vergognarmi. Affida ancora una volta alla sua pagina Facebook l'annuncio dell'arrivo della dispensa papale Luca Favarin, l'ex sacerdote padovano sospeso a Divinis dalla diocesi di Padova nel dicembre dello scorso anno. Da oggi Luca Favarin abbandona il celibato ecclesiastico e torna allo stato laicale. Come ha sempre continuato a fare, la sua vita adesso sarà dedicata all'accoglienza per migranti e richiedenti asilo e alla cooperativa che gestisce il ristorante ecosolidale Strada Facendo. Non rinnega la fede, ma per la Chiesa ha parole dure. Quello che tu fai non c'entra niente con noi, non c'entra niente con la Chiesa, mi è stato detto, concludendo con una dichiarazione a effetto: magari poi, chissà, un giorno avrò pure voglia di un figlio accanto ai tanti arrivati dal mare. Servizio di Francesco Rattaglia. Adesso andiamo a Mestre, anzi a Marghera, dove c'è degrado anche davanti alle chiese. Sentiamo Anna Maria Parisi in diretta. A te, Anna Maria. Eccoci, buongiorno, siamo qui in diretta sul sagrato della chiesa di San Michele, in via Fratelli Bandiera 100, esattamente a Marghera. Perché? Perché, come dicevi tu, direttore, qui stazionano da diversi giorni un paio di persone che dormono addirittura proprio sul portone, sugli scalini del portone della chiesa. Chi sono queste persone? Sono un ragazzo, Luca,
ragazzo giovane, ha 33 anni, viene dalla Riviera del Brenta, ci abbiamo parlato poco fa e si trova qui da 3-4 giorni perché dice io non lavoro, sebbene avessi in passato abbia fatto diverse attività lavorative, però ho avuto problemi con lo spaccio, problemi di tossicodipendenza e problemi con la giustizia, visto che sono stato arrestato. Con lui c'è anche un'altra signora di nazionalità bulgara che, sebbene possieda una casa, preferisce stazionare qui perché esercita il mestiere più antico del mondo, proprio qui di giorno come di notte. Ci spostiamo un attimo con le immagini di Simone Merlo perché volevo mostrarti, direttore, ecco quello che riguarda la vita di questo ragazzo, di Luca. Vediamo un pacchetto di sigarette, la borsa con dentro i cuscini, le merendine, lenzuola, un detergente, un divano, un materasso arrotolato alla meno peggio, una valigia, ecco. Questa è la vita di questo ragazzo racchiusa in queste buste alla rinfusa e nella valigia e in parte buttati affastellati proprio sugli scalini. Noi abbiamo tentato di parlare con il parroco Don Roberto Berton, che però si è trincerato dietro a un no comment prima di dirci che aveva avvisato i servizi sociali. A pochi passi da noi la postazione di emergency e qua vicino anche la zona notoriamente dello spaccio, insomma un degrado che veramente non trova limite a Marghera come in via Piave, così anche in viale San Marco. Mestre allo sbando nelle mani della criminalità, dei tossicodipendenti e degli sbandati. E da Marghera è tutto, la linea allo studio. Grazie molte Anna Maria. Intanto molti di questi sbandati sono appunto uomini e donne che arrivano da altri paesi e che poi dormono all'addiaccio perché non hanno un lavoro, non hanno una casa, nessuno può accoglierli. I sindaci sono in rivolta contro il Viminale che vorrebbe distribuirli su tutto il nostro territorio e intanto le ONG continuano a soccorrere i migranti sui barconi e sui barchini, ma il ministro Piantedosi ne ha fermate 3. Sentiamo la protesta di Beppe Caccia della ONG Mediterranea. Dal porto di Trapani è il veneziano Beppe Caccia, capo missione di Mediterranea Saving Humans, a suonare la carica sull'importanza di proseguire più che mai nei soccorsi in mare nel Mediterraneo centrale per aiutare i migranti. Siamo nel porto di Trapani a bordo della nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans, dove ieri è iniziata un'ispezione della Capitaneria di Porto che dovrebbe concludersi con il rilascio dei certificati necessari a riprendere il mare, a tornare a navigare in missione nel Mediterraneo. In mare ci sono numerose partenze, centinaia di vite in pericolo a bordo di fragili e precarie imbarcazioni. Dall'Italia, dice Caccia, in queste ore sono state già bloccate 3 navi umanitarie. Nelle ultime 72 ore ben 3 navi della flotta civile, 3 navi da soccorso non governative che sono l'Aurora di Sea-Watch, la nave Open Arms dell'omonima organizzazione spagnola e poche ore fa è arrivata la notizia del fermo amministrativo di CI 4. Nel mirino c'è sempre il decreto Piantedosi. La loro unica colpa sarebbe quella di aver soccorso vite umane, donne, uomini, bambini in pericolo, violando il decreto del ministro degli interni. A pagare il prezzo di questa insensata campagna ideologica del governo saranno purtroppo ancora una volta le persone in pericolo in mare.
E ieri sera abbiamo parlato ovviamente dell'immigrazione e dello scontro tra Elly Schlein, segretaria del PD, e Giorgia Meloni. Sentiamo cosa ha detto l'ex sindaco di Cona, Alberto Panfiglio. Che io ho avuto dei colleghi bravissimi, poi alla fin fine si trovano in questa situazione dove che non riescono nemmeno a dire che un ciarlatano che fa politica e che arriva a prendere fino al 30-40% di consenso, anche se dice tutto il contrario di tutto e dimostra la sua inefficacia, inefficienza né gestire né risolvere le cose, è comunque il leader di quel partito. Persone capaci che sono costrette a reverenziare questo personaggio che è incapace, è evidente nei fatti perché non ha risolto nessun problema, e questo succede in questo paese. Non c'è nulla da fare da questo punto di vista fino a quando noi cittadini decideremo di votare, e già pochi lo fanno. Prima, che ha fatto già con me non funziona, perché non sono mai stato esponente di sinistra, non sono mai stato un esponente del centrodestra, e dunque Fabio, mi permetta Fabris, con me questo non funziona. Io ho conosciuto la politica nei 5 anni di sindaco, la politica di tutti i governi, di tutte le opposizioni, e ho sicuramente tratto un'unica conclusione: mi hanno fatto schifo. Questo era Alberto Panfiglio ieri sera, che attribuiva proprio ad alcune forze politiche la responsabilità di fingere di voler risolvere il problema dei migranti, ma invece poi di mantenersi immobili, perché poi da questi problemi possono nascere anche i consensi delle elezioni. Vediamo adesso, andiamo a Venezia, dove ancora una volta è un immigrato protagonista di un fatto di cronaca. Monica Poli, la signora veneziana che ha lanciato la campagna Attenzione Pickpocket, è stata derubata del suo cellulare. È stato identificato l'uomo che l'ha derubata ed è un tunisino. Sentiamo. È stato individuato a Spinea al telefono di Monica Poli, l'attivista del gruppo Cittadini Non Distratti, famosa per le sue lotte ai borseggiatori con il suo pickpocket, derubata pochi giorni fa a Venezia. L'indagine condotta dai carabinieri di Venezia, Mestre e Spinea, ha portato all'individuazione di un 32enne tunisino, non nuovo a questi reati, che avrebbe sfilato il cellulare dalla tasca di Monica. L'uomo, che vive a Spinea, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato. Si esclude che il fatto sia riconducibile a una ritorsione nei confronti della consigliera per la sua attività antiborseggio. Dall'inizio dell'estate i carabinieri hanno svolto serratissimi controlli sul conto di soggetti sospettati di recarsi a Venezia proprio per commettere furti a danno dei turisti. 4 persone sono state arrestate per furto, tentato o consumato, mentre 33 i denunciati per furto, rapina impropria e violazione del foglio di via da Venezia. Un bellunese di 40 anni è ricoverato all'ospedale con ferite profonde all'addome e al costato. L'hanno soccorso l'altra notte gli agenti della questura e l'ambulanza del San Martino. Siamo a Belluno, e a loro ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto in via Cesa, a poche centinaia di metri dal centro cittadino. Sono in corso le indagini. Ha chiamato il 113 ed è stato trovato con la camicia intrisa di sangue, 2 ferite all'addome e una più profonda al costato, risultato di una presunta aggressione che un 40enne di Belluno ha denunciato di essere stato vittima. Le 2 di notte fra martedì e mercoledì al centralino della questura arriva la chiamata di un uomo che chiede aiuto. In via Matteo Cesa il vicolo che scende dal parcheggio del Palasport e arriva all'altezza della rotonda fra via San Biagio, via Vittorio Veneto e via Simonda Cusighe. I poliziotti arrivano in men che non si dica assieme all'ambulanza del San Martino. L'uomo appare alterato da abuso di alcol, ma è cosciente. Agli agenti racconta di essere stato aggredito da uno sconosciuto, all'apparenza senza motivo alcuno. Ma è una versione che non convince gli uomini delle volanti, che hanno verbalizzato il racconto e avviato le indagini. Il 40enne, dopo essere stato trattenuto in pronto soccorso in osservazione breve, è stato trasferito nel reparto di pneumologia per accertamenti. La presunta aggressione non avrebbe testimoni e nella zona non ci sono telecamere che possano aiutare a ricostruire i fatti. Agli inquirenti ora non resta che attendere che l'uomo si ristabilisca per poter chiarire l'episodio, comunque inquietante.
Servizio di Tiziana Bolognani. A Sanfior ieri l'aggressione ai danni di un ex macellaio di 76 anni pestato brutalmente sotto casa da 2 o forse più sconosciuti. E andiamo per le ultime notizie in diretta a Sanfior da Lina Paronetto. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui a Sanfior con Nicoletta Rizzetto, siamo davanti alla macelleria Zambon, aperta a suo tempo 40 anni fa da Fiorenzo Zambon, 76 anni, e ora portata avanti dal figlio Fabrizio, che questa mattina è tornato al lavoro insieme alla mamma Emma dopo quello che è capitato purtroppo al papà, che l'altra sera, uscendo dal bar che vedete lì in fondo, il bar nazionale che si affaccia sulla Pontebana, parliamo delle 21:30, quindi non un orario tardo, c'era ancora molto traffico, c'era passaggio di gente, c'erano avventori nel locale. Tornando qui verso casa, lo vedete, ha attraversato la vetrina, è passato davanti alla vetrina della macelleria e poi a questo cancello è entrato. Mentre chiudeva la catena si è sentito aggredire alle spalle da un individuo che è stato descritto come un uomo alto, giovane, sui 30 anni, 1,90 m, vestito di abiti scuri, passamontagna calato sul volto, guanti da motociclista con le nocche rinforzate. Quando ha tentato di strappare la catenina che aveva al collo il signor Fiorenzo, catenina che era un ricordo caro, ci ha raccontato, lo sentiremo tra poco, la moglie, ha reagito questo anziano, che tra l'altro per fortuna sempre stato in salute, un uomo attivo, non voleva farsi portare via questa catenina, ha reagito all'aggressione e purtroppo l'aggressore, invece, come capita alle volte, di desistere e andarsene, lo ha picchiato selvaggiamente lasciandolo a terra. Allora io direi innanzitutto, direttore, di ascoltare le testimonianze che abbiamo raccolto, la moglie, i 2 figli, uno rientrato tra l'altro anzitempo in anticipo dalla vacanza che stava facendo in Spagna proprio in seguito a questa brutale aggressione subita al papà. Cominciamo dalla mamma, che ci racconta proprio di questa collana che il signor Fiorenzo portava al collo, che gli era cara e da cui naturalmente ha tentato di non separarsi. Prego, vediamo il contributo. Era sul mirino, la collana, perché era una bellissima collana. Che collana era? Si racconta? Era un regalo di qualcuno? Era un ricordo, pesava 35 grammi, aveva un medaglione con Cristo su. Bellissima, fatta da un artista, e perciò l'era in vista e tutti la conoscevano, tutto il paese la conosce la collana. Per quello che è stato prestato, perché non voleva dargliela, non voleva assolutamente, e purtroppo si è difeso e è successo così. Sì, anche perché insomma è un'ingiustizia proprio. No, uno schifo. Si è rivelato subito. Sì, uno schifo. È uno schifo, e hanno fatto per tutte le braccia nere perché si teneva così la collana. È stata la prima a sentire? La prima, sì. A sentire il marito? A sentire il marito che mi chiamava, anzi credevo fosse caduto per terra, magari inciampato per terra, e invece l'ho trovato tutto raggomitolato sull'angolo là, tutto pestato. E ha detto, mi hanno ucciso, ha detto. In ospedale c'è le costole rotte, probabilmente il fegato perforato e anche un polmone forse perforato, non si sa. Oggi rifanno le analisi e si vedrà i risultati, gli esiti, ma nulla di che. Lui è cosciente comunque? Comunque è cosciente, sì. Si è ripreso abbastanza, adesso ricorda anche quello che è successo. Prima non si ricordava molto bene, ovviamente era confuso la sera stessa, ma adesso è un po' meglio. Dai. Rischia di dover subire un intervento? Questo non so dirlo, lo diranno oggi i medici, non lo so. Voi come state? Un po' scossi, tutti quanti ovviamente, soprattutto la mamma, chiaramente, perché è anziana anche lei, è una condizione di questo genere, non avere la sicurezza di vivere a casa propria, insomma, un po' così pesante come situazione. Qui siamo davanti al bar, no? Lo si vede da qui, è incredibile come per fare 50 metri sia capitata una cosa del genere. Sì. È terribile, anche perché erano le 9:30 di sera, quindi un orario normale, diciamo, non era tardi, perciò sì, una situazione brutta. Adesso dobbiamo tirarsi sulle maniche perché anche lui è stato veramente una cosa orribile.
questa cosa qua, e ci ha provato tutti quanti, perché a maltrattare così un anziano non si può, è una cosa indecente e si devono prendere provvedimenti importanti su questo discorso qua, perché sennò la situazione non si può sbloccare e anzi va in peggioramento, perché abbiamo avuto 3 furti in 3 mesi e 3 tentativi. Allora, ho appena cambiato la serratura della porta blindata dietro un mese fa, ci hanno sforzato la porta sopra, dunque è un po' che ci tampinano queste persone qua, finché siamo arrivati al momento in cui c'è stata questa violenza, insomma. Dopo chi ci rimette un anziano che ha lavorato una vita, 40 anni, per dopo essere pestato da gente così che non si sa neanche chi sia. Poi sono tutti in pericolo, tutti, perché tutte le famiglie adesso devono preoccuparsi che un giorno o l'altro gli arrivano a casa questi qua e li ammazzano. Allora è possibile? Non è possibile, dunque qualcuno deve prendere dei provvedimenti in questo senso, se no scapperà un morto prima o dopo. Ecco direttore, qui siamo davanti a una rapina senza dubbio andata oltre, perché il pestaggio del signor Fiorenzo è stato selvaggio, brutale. Il sentimento che hanno espresso i familiari, soprattutto il figlio Fabrizio, lo avete sentito per ultimo, di sdegno, di indignazione, di paura, è quello che hanno condiviso con loro questa mattina alla riapertura del negozio, anche i clienti naturalmente. La gente è impressionata molto in un piccolo centro come Sanfior da un episodio di questo genere, toccato tra l'altro a una persona nota in vista, perché potete immaginare il macellaio del paese, da 40 anni che lavora, lo conoscono tutti. Tanti sapevano anche di questa sua collana, ci diceva appunto la moglie, la conoscevano tutti. Al bar lo si vedeva, magari pagare in contanti, insomma qualcuno potrebbe essersi ingolosito di questi soldi. Così ci hanno detto qualche avventore, intervistati da Nicoletta Rizzetto e dal nostro Christian Arboit. Ma una cosa simile non si immaginava assolutamente. Aspettare una persona fuori casa che rientra dal bar, fa 20 metri per andare a casa e si trova le persone che lo aggrediscono, è una cosa impossibile, bisogna fare qualcosa, dai. Le casine, perché tanti stranieri, e vede uno che esibisce un po' di soldi in compagnia bea, infatti che succede che roba, perché lui era fa vedere qualche via, capito? E se vede qualcuno l'ha visto che via soldi, qualcosa. Questo è uno dei pochi bar aperti qua in zona la sera. Qua e basta. Sì. Questo e basta. Tutte le sere tutte le sere da qua. Sì, lui si faceva un po' vedere grande, tirava fuori i soldi, li mostrava probabilmente. Qualcuno ha notato queste cose. La gente ormai va in giro, dico armata, ma comunque conosco gente che nel passeggino, me compreso, c'ha il coltello, perché a certe ore noi andiamo in giro a portare i bambini adesso perché fa fresco e non ci fidiamo a passare a camminare in certe zone senza qualcosa per proteggerci. Mi sembra che qua siamo un po' seguiti un po' dappertutto, perché tra furti nelle case, furti nei negozi e di vario genere è difficile un po' vivere in queste condizioni. Ma ne sono tanti in zona. Sì, si sente tra Conegliano, Castello Roganzuolo, Godega. Purtroppo si ripetono spesso, ma quello che dico io, sai, è inutile prendere il ladro e poi lasciarlo fuori dopo una settimana. Bisogna costruire qualche carcere in più e tenerlo dentro che paghi il suo conto. Ecco direttore, lo sentivi, ascoltare qualcuno che parla di un coltello nel passeggino in un piccolo centro come Sanfior, non siamo certo in una metropoli, già dà l'idea purtroppo di quella che è la sensazione della gente. Per quanto riguarda le indagini, un'ultima battuta, i carabinieri della compagnia di Conegliano stanno naturalmente raccogliendo tutti gli indizi e gli elementi che possono rivelarsi utili, le testimonianze. Certo, si sta verificando la presenza di telecamere private o pubbliche in zona che possano aver inquadrato in qualche modo qualche
qualche malintenzionato che si è poi avvicinato al signor Fiorenzo, ha fatto quello che ha fatto e poi è scappato a quanto pare a piedi. Lui non è stato ancora sentito dagli inquirenti, il figlio appunto ci parlava di condizioni ancora un po' confuse naturalmente dell'anziano, scioccato dall'episodio e poi dalle botte ricevute, sta cominciando a ricordarsi qualche cosa e sicuramente nelle prossime ore sarà ascoltato dai carabinieri per quello che potrà naturalmente raccontare, perché essendo stato aggredito alle spalle non sarà facile naturalmente da un uomo mascherato dare un identikit di questo giovane sul 1,90 m che lo ha aggredito. Io direi a questo punto, direttore, che da Sanfior per adesso è tutto. Con Nicoletta Rizzetto restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Alina Paroletto e Nicoletta Rizzetto, e andiamo avanti con la cronaca, perché nel caso specifico gravissime le ferite riportate dalla persona aggredita, ma anche un trauma per tutta la sua famiglia, e sono traumi che vengono provocati anche dai furti nelle abitazioni. Sentiamo la storia della famiglia Rizzetto. Era morto in un incidente anni fa il loro figlio minore. I ladri hanno portato via degli oggetti a cui i genitori, che appartenevano al giovane scomparso, e a cui ovviamente i genitori erano molto legati. Vediamo. Erano usciti per fare la spesa verso le 11:30. Dopo circa un'ora sono rientrati e hanno trovato la casa a Portovecchio di Portogruaro messa a soqquadro. I ladri non hanno portato via molto, ma si sono presi le monete che collezionava Marco, figlio di Susanna e Giorgio Rizzetto, morto in un incidente stradale nel maggio 2014 a 23 anni. Io non so neanche che valore abbiano, però sa, come era un ultimo ricordo. Un dolore nel dolore per i genitori di Marco, la cui casa ricorda in ogni angolo il figlio. Riavere quelle monete a cui lui teneva molto per loro non avrebbe prezzo. Gli darei anche la mancia e starei zitto. Un dolore al dolore. Come tanti altri dolori in questi quasi 10 anni abbiamo subito, in silenzio e forse inascoltati da quasi tutti. I genitori di Marco non si danno pace, chiedono giustizia dal giorno dell'incidente che ha portato via il loro amato figlio, la cui auto è stata colpita da un'altra con a bordo un uomo e una donna. Ma Giorgio non ci vede chiaro, per questo ha scritto anche al Presidente della Repubblica. Prima che mi succedesse questo caso io avevo un po' di fiducia nella giustizia, nei magistrati. Al Presidente chiedo soltanto che si riveda le leggi così fatte, che secondo me a questo punto valgono più gli animali che i cristiani. E qui la prova è lampante. E nel nostro caso sintetico che si potesse fare una riesumazione con una RM total body e vedere se probabilmente, come dicono loro, ci sono delle ossa, qualcosa interne che possono dire sì, che qualcuno ci dica sì, è morto sul colpo. Non dirci loro è morto sul colpo. Il dolore della famiglia Rizzetto e il dolore anche per la morte di Valentina Cracco, la 21enne di Nanto, che in un incidente a Ferragosto ha perso la vita in Riviera Berica. Il sindaco di Barbarano Mossano, Cristiano Pretto, chiede un incontro in provincia per valutare che vengano installati nuovi strumenti di rilevazione della velocità. Saranno celebrati lunedì 28 agosto alle 9 nella chiesa parrocchiale di Bosco di Nanto i funerali di Valentina Cracco, la 21enne vicentina che ha perso la vita a seguito del tragico incidente in auto avvenuto nella sera di Ferragosto all'altezza di Ponte di Barbarano lungo la Riviera Berica. 4 le auto coinvolte. La Procura di Vicenza nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sull'incidente costato la vita alla studentessa della Facoltà di Biologia di Padova, residente a Nanto. Intanto, in attesa che le indagini facciano luce su dinamiche ed eventuali responsabilità, il sindaco di Barbarano chiede un incontro in provincia per valutare nuove misure di rilevazione della velocità per la strada, un lungo rettilineo che porta da Vicenza a Noventa e che non è nuovo ad incidenti anche di grave entità. Sicuramente anche questo incidente è meritevole di un approfondimento per quanto riguarda la sicurezza di questo tratto di strada. Ci metteremo in contatto con Viabilità per capire appunto se è possibile installare qualche strumento di rilevazione della velocità, cosa che peraltro noi abbiamo già fatto in prossimità dei semafori qui con le infrazioni semaforiche, e vediamo.
E un altro incidente, per fortuna non mortale, perché è stata salvata un'altra ragazza a Villafranca Padovana dai vigili del fuoco. Incidente intorno a mezzanotte a Villafranca Padovana. Un'auto guidata da una 28enne, dopo essere uscita di strada, ha finito la sua corsa contro un mezzo in sosta. Per estrarre la donna, rimasta incastrata nel mezzo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Padova, che dopo averla liberata l'hanno affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118, che l'ha portata in ospedale non in pericolo di vita. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Vedete, tatuaggi nazisti, il bagnino allontanato da Bressanone, ora mi tatuo Che Guevara e adesso lavora a Caorle. Matteo Politi, il finto chirurgo estetico che è stato arrestato, nel libro del cugino voleva che lo raccomandassi per fare il tronista. Aveva anche velleità di attore, questo finto medico che è stato latitante per molti anni e che ha detto: io ho studiato su molti libri per cui sapevo come fare interventi chirurgici, cose da matti. A Treviso allena i ragazzi del rugby Feltre, poi crolla, è morto il coach Gerardi. Veneziano aveva 61 anni, lo shock dei ragazzi e dei dirigenti. Ciao Alessandro, ci mancherai molto. E poi la Marmolada, dove fa un gran caldo, lassù morì mio fratello, ora stop all'accesso quando le temperature sono troppo alte. Andiamo avanti con la cronaca. Si fanno consegnare soldi da un'anziana, state attenti ai truffatori, con la truffa dello specchietto. Denunciati una coppia di nomadi dopo un rocambolesco inseguimento, è accaduto a Massanzago. Testimone oculare della truffa dello specchietto, un esercente di Massanzago ha allertato i carabinieri facendo così denunciare una coppia che aveva appena raggirato un'anziana. Il commerciante, dopo aver sentito un forte trambusto fuori dal suo negozio, vede un'anziana consegnare dei soldi ad un giovane che poi sale in auto e si allontana. La signora, quando entra in negozio, capisce di essere stata raggirata e così il commerciante chiama i carabinieri fornendo una descrizione precisa dell'auto dei due truffatori. Una Golf bianca che viene intercettata poco dopo da una pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Cittadella. Ne scaturisce un rocambolesco inseguimento per circa 20 km. L'auto alla fine viene bloccata a Scorzè. All'interno una ragazza e un ragazzo di 21 anni di origine nomade. Nella loro tasca i 55 euro appena consegnati dall'anziana. I due sono stati denunciati per truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Ci sono i truffatori e poi ci sono in circolazione anche i piromani, visto la fine che ha fatto il drago alato di Vaia, opera dello scultore Marco Martalara, a cui qualcuno ha appiccato le fiamme. Era una scultura molto bella ricavata dai legni della tempesta di Vaia. Su questo fatto increscioso è intervenuto anche il presidente della provincia di Vicenza, Nardin. Può bruciare un'opera, ma non può di certo bruciare ciò che rappresenta. Così il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, si è espresso alla notizia del rogo che nella tarda serata di martedì ha distrutto il drago alato di Vaia, opera dell'artista Marco Martalar realizzata a Lavarone con gli scarti della tempesta Vaia che nel 2018 ha causato enormi danni alle montagne venete trentine. Il drago di Vaia, ha sottolineato il presidente della provincia, era simbolo della rinascita di una montagna che ha sofferto la violenza di una tempesta ma ha saputo con tenacia tornare a vivere. Per questo la sua distruzione fa ancora più male, ha concluso Nardin, condannando la pochezza del gesto se di rogo doloso si tratta e manifestando la sua solidarietà e vicinanza della comunità vicentina a Martalare e al sindaco di Lavarone. Servizio di Luisa Bertini, in regia questa mattina Italo Morao e Alberto Pivetta. Andiamo avanti, c'è ancora tanto da raccontarvi in questo periodo di ferie di grande calura. Sono molte le persone che vanno in montagna a cercare refrigerio, troppo spesso però senza un'adeguata attrezzatura e privi di adeguata preparazione fisica, e così davvero sono sempre più frequenti purtroppo gli infortuni, a volte anche mortali. Vediamo.
Un agosto davvero bollente ha spinto molte persone a cercare un po' di refrigerio in montagna, fuggendo così dalle insopportabili temperature che si registrano in questo periodo in pianura. Ma si sa, in montagna non si può improvvisare, guai a sottovalutare i rischi legati a un territorio che bisogna affrontare con la giusta preparazione fisica, attrezzatura adeguata e soprattutto l'attenta conoscenza dei luoghi. L'appello arriva anche dal soccorso alpino, chiamato in queste settimane ad un super lavoro. Vediamo gente che prende molto alla leggera i percorsi, i sentieri in montagna, e quando uno non è abituato, non è allenato a fare questi tipi di percorsi, spesso e volentieri incappa in incidenti o in infortuni. Ultimamente, inoltre, mi viene da segnalare il fatto che c'è la poca assoluta conoscenza dei percorsi che si vanno ad affrontare. Ci sono stati episodi di persone che hanno chiamato il soccorso non per emergenze sanitarie, bensì per perdita di orientamento, perdita del sentiero, proprio perché non riescono a pianificare il percorso che vanno a fare. Una cinquantina gli interventi fatti nella zona dell'altopiano di Asiago, concentrati soprattutto nei mesi di luglio e agosto, 60 quelli nell'area del Grappa. Si tratta in particolare di soccorso a persone colpite da malore, in alcuni casi anche gravi, oppure infortunate a seguito di cadute con distorsioni o fratture. In questi periodi di forte calore è molto importante avere dei liquidi e acqua da portare con sé e in caso di difficoltà senza problemi rinunciare e tornare indietro con calma alla gita. In ogni caso noi siamo sempre reperibili e sempre presenti per intervenire ed aiutare le persone che hanno difficoltà in montagna. Ci sono troppi annegamenti, come ricorda il Corriere del Veneto in questo titolo, con il capo dei sommozzatori Simone Sega che dice sempre più annegamenti in cave, laghi e lungo gli argini. Anche qui si tratta di imprudenza, di persone che vanno a fare il bagno, come quel giovane ventenne Andrei che si è tuffato nel lago morto di Vittorio Veneto ed è scomparso, e dopo diversi giorni è stato ritrovato il suo corpo a 40 metri di profondità. E intanto Isola Vicentina dedica ai loro concittadini vittime della montagna, Filippo Bari e Pietro De Bernardini, che hanno perso la vita, uno sulla Marmolada e l'altro in Norvegia, una giornata di ricordo. Le band locali suoneranno proprio in omaggio ai loro amici. Era in Marmolada con un gruppo di amici quel 3 luglio 2022, la tragedia che insieme a lui costò la vita ad altre 10 persone. L'ultimo selfie sorridente, diventato il simbolo di quello che di lì a poco sarebbe stato il dolore di un'intera comunità, quella di Isola Vicentina, una foto scattata a pochi minuti prima che la valanga travolgesse la comitiva. Filippo Bari, 27enne della cittadina alle porte di Vicenza, che vuole ricordarlo insieme a Pietro De Bernardini, anche lui di Isola Vicentina e anche lui tradito dalla passione per la montagna. Destino che li ha accomunati. Pietro, studente 25enne, vittima ad aprile della valanga in Norvegia. I loro amici hanno voluto ricordarli attraverso una giornata dedicata alla musica e alla montagna. Filippo Bari e Pietro De Bernardini, che hanno perso le loro vite in occasioni di scalate di montagna, quindi occasioni sportive, ma anche di relax, di piacere. Gli amici di Isola Vicentina, di questi due giovani concittadini, hanno scelto di ricordarli con una manifestazione dedicata che vogliono diventi un appuntamento annuale, un rifugio festival, quindi musica e ricordo insieme, il prossimo 16 settembre ad Isola Vicentina nel parco di Villa Cerchiari dalle ore 20. Il 16 settembre sarà una giornata non solo di ricordo ma anche di riflessione sui temi dell'ambiente e della montagna, il cui ricavato andrà alle famiglie delle vittime. Lo scorso luglio c'è stato il primo anniversario della tragedia della Marmolada ed è stato sicuramente un'occasione per riunirsi, per ritrovarci con una veglia, ma anche con il ricordo, con l'affetto e il conforto per la famiglia. Sicuramente
Filippo e Pietro sono ancora vivi nella memoria di tantissimi giovani di Isole Vicentine e non solo, e quindi questo ha fatto da motore per questa iniziativa musica, ricordo, montagna, natura, un mettere insieme le cose per risensibilizzare tutti alla natura, al rispetto, ma anche al ricordo e alla memoria di Pietro e Filippo. Vediamo qual è la situazione dei multati da Autovelox a Cadoneghe. Dopo l'incontro con il sindaco, le associazioni dei consumatori sono pronte a interessare la Corte dei Conti e attendono la riapertura degli uffici giudiziari. Ho avviato una verifica interna per capire da quando è stato installato il dispositivo a oggi. Voglio sapere tutti i passaggi che sono stati profusi dai tecnici in ogni particolare. La svolta attesa dei multati e dalle associazioni dei consumatori che le stanno rappresentando sono queste parole pronunciate dopo l'incontro con i cittadini dal sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro. Dei 2 Velox posizionati da fine giugno lungo la strada 307 del Santo e attualmente inattivi, qualcuno sarà chiamato a rispondere. Le verifiche che seguiranno saranno fondamentali per capire se le 40.000 multe in poco più di 2 mesi fossero regolari o se sarà la Corte dei Conti a fare chiarezza su chi dovrà effettivamente risponderne. Per questo, per la seconda volta, l'associazione Migliore Tutela Alt Velox si è rivolta al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Adesso gli abbiamo chiesto che ci risponda per quanto concerne l'utilizzazione degli autovelox come è avvenuto a Cadoneghe. Una vicenda che chiede un intervento urgente anche da parte del prefetto di Padova, ribadisce l'associazione. Noi stiamo rappresentando 5.000 cittadini che ci hanno firmato delle deleghe, voglio dire, quindi penso che 5.000 cittadini abbiano il dovere e il diritto di sentire dal proprio prefetto che cosa ne pensa, oppure che cosa vuole fare per il futuro, come intende risolvere la questione. Nei prossimi giorni la questione Velox dovrebbe arrivare a qualche punto fermo. La riapertura degli uffici giudiziari, a cui si sono rivolti i cittadini attraverso l'associazione con il deposito di un esposto formale, attende al più presto una risposta. Servizio di Chiara Gaiani e lunedì di nuovo il Consiglio dei Ministri riunito per affrontare i grossi problemi che riguardano la prossima manovra, la legge di bilancio con tutte le conseguenze. Si parla di una manovra da lacrime e sangue, c'è la questione del patto di stabilità con l'Europa, il salario minimo, insomma sempre interventi che riguardano direttamente poi le tasche dei cittadini. E c'è un'altra novità per il reddito di cittadinanza: altre 32.000 famiglie riceveranno l'SMS che comunica lo stop, l'SMS che ha scatenato molte polemiche. Di fatto la spesa è sempre più cara, l'inflazione è scesa, ma poi quando si va a comprare frutta e verdura si rimane sconcertati dal rialzo dei prezzi. Sentiamo cosa ci racconta da Bassano e Grappa Alex Giuliano. Il frutto di un'estate anomala lo si intuisce, lo si capisce proprio dalla frutta. Ebbene sì, perché prima le grandinate, poi l'ondata di maltempo, l'afa, il grande caldo, tutto questo ha sicuramente condizionato sia la produzione che la qualità di tanti prodotti come frutta e verdura. E noi oggi al mercato abbiamo chiesto ai bassanesi se si sono accorti di rincari sui prodotti e a cosa non riescono proprio a fare a meno. I rincari, insomma, ci sono, ve ne siete accorti facendo la spesa? Certo, è anche troppo. Però cerchiamo di andare avanti, insomma, almeno di comprare quello che ci serve, senza spendere ulteriormente. Del resto la verdura serve, la frutta serve, non possiamo farne a meno. Quanto paga allora in più rispetto all'anno scorso? Un bel 30%, sicuramente. Ci siamo accorti molto, anche il doppio di altre volte dei prezzi. Qual è il prodotto che lei magari ha deciso di non comprare più perché costa troppo? No, lo compro, ma l'insalata, pomodori, la roba di stagione. Preferisce la verdura dell'orto, si seleziona, poi quello sì. Sì, abbiamo notato che i prezzi sono
si sono alzati, anche il doppio. Tutto sommato qua vediamo un pochino meglio i prezzi, però dalle nostre parti abbiamo quasi il doppio. Per fortuna noi abbiamo anche il nostro orto, un pochino ci arrangiamo, però qualcosa compriamo e vediamo i prezzi sono raddoppiati. Faccio un esempio, i fagiolini, le tegoline, noi diciamo il doppio, cioè sui 6 euro al chilo, sono tanti. Capiamo il brutto tempo, la stagione che non ci ha aiutato, il caldo, però mi sembra anche un po' tantino. Però ve la cavate con il vostro orto, la vostra produzione. Sì, ce la produciamo noi, tutto quanto, senza antiparassitari, senza niente. Abbiamo pure le galline, le anatre, le uova fresche di giornata. I prodotti ne risentono, la produzione ne ha risentito di frutta e verdura? Allora, la produzione ne ha risentito certamente per questo caldo che c'è, specialmente sempre, come ripeto, la qualità. Perché prodotti di non qualità, che non ha gusto, magari c'è il prodotto, però non senti i gusti. Allora quello è un po' più forte come prodotto. Naturalmente speriamo che anche non porti avanti questo tempo con questo caldo e che dopo non cominci la grandine ancora, perché con caldo così è molto soggetto se cambia il tempo che arrivi, così con la roba del campo aperto saremo un po' in carità. Qui conviene comprarsi un pezzo di terra e mettersi a coltivare, no? Potendo. Andiamo avanti perché per esempio sul fronte dei libri di scuola c'è un aumento davvero sconcertante. La Federconsumatori stima che a famiglia per i libri di scuola si spendano 1.000 euro in più a famiglia quest'anno e Treviso risulta essere più cara di Milano. Sostanzialmente è uno stipendio a famiglia e a figlio per l'acquisto del necessario per la riapertura delle scuole di questo nuovo anno scolastico. Questo sarà l'impatto per molte famiglie in vista appunto della riapertura. Dati che arrivano dal monitoraggio annuale dell'Osservatorio Prezzi Nazionale di Federconsumatori. Un aumento del 4% per i libri e del 6,2% per tutto ciò che riguarda il materiale scolastico. Percentuali che per le famiglie si traducono in più di 1.000 euro a figlio, circa 600 euro in più per tutto il corredo scolastico e oltre 500 per i libri di testo. Sono degli importi pesantissimi sotto gli occhi di tutti, ai quali poi si aggiungono gli aumenti noti ormai che riguardano i trasporti, anche quello scolastico, e l'acquisto di strumenti tecnologici. Più 2% rispetto al 2022 anche per PC e tablet ormai indispensabili per gli studenti. Dati che vanno ad incidere anche sulle reali possibilità di accesso all'istruzione degli studenti. Non va meglio neppure se consideriamo i valori della marca. Rispetto alla media nazionale noi ci attestiamo fra i dati più alti, cioè nel nostro territorio gli aumenti sono stati più consistenti rispetto ad altre città prese in considerazione. Sul valore medio rilevato, infatti, il caro scuola a Treviso è più alto rispetto a città come Milano, Palermo e Firenze. Intanto, dal Ministero arrivano alla Regione Veneto 6,3 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. La Regione ha infatti approvato il bando 2023-2024 per la concessione del contributo regionale per la fornitura totale o parziale di libri di testo e contenuti didattici alternativi per alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Ma da Federconsumatori il no alla politica dei bonus. Bisogna agire sul lungo periodo. Sono tutte misure che vanno bene, unite anche a quelle dei comuni e quant'altro. Il problema è che siamo di fronte a un ennesimo bonus, ma il problema appunto non è ormai più congiunturale, ma strutturale. E sull'aumento dei prezzi dei libri di scuola sentiamo cosa dicono i librai. Caro scuola, ma soprattutto caro libri, che incide non poco sulle spese familiari. Nel panorama complessivo dei rincari a cui sono state sottoposte tra inflazione e aumento del prezzo della benzina, il ritorno a scuola sembra essere un ulteriore peso da sostenere a livello di costi per le famiglie. Stagionalmente si ripropone questo problema delle famiglie e che a mio avviso non è il problema, è uno dei problemi. Sicuramente è un momento in cui si aggiungono anche le spese dei libri, che però dobbiamo anche riflettere sul valore
cosa si va a comprare quando si comprano i libri per i ragazzi, e questo rispecchia purtroppo anche lo stato sociale, il momento della scuola, la crisi della scuola, la crisi della conoscenza in Italia. Dai librai la consapevolezza che l'aumento dei prezzi rende difficile far quadrare i bilanci familiari, ma l'invito è quello di riflettere su cosa si sta comprando. Irrisorio il guadagno delle librerie sui libri di testo. Noi librai guadagniamo pochissimo, soprattutto sulla scolastica. C'è un margine molto basso, e invece si è creato questo pensare da parte delle famiglie che il costo è sempre un costo che si può cambiare. Quando arrivano qui mi dicono il prezzo del libro 24, c'è scritto, però mi chiedono sempre ma quanto costa? Quanto costa? 24. Si parla di un guadagno che è compreso tra il 13 e il 18% a libro. Una filiera lunga, quella dei testi, che deve coprire le retribuzioni di moltissimi soggetti. Non solo gli stipendi, quindi, ma anche gli straordinari nel periodo di distribuzione per le scuole e il personale assunto esattamente per l'occasione. Se lei conta cosa può costare a un'attività e poi rivenderlo con quel ricavo e anche metterci lo sconto, il guadagno è nullo. Il guadagno è nullo, abbastanza. E in più la cosa più grave, a mio avviso, è appunto questa svalutazione dell'oggetto libro, la svalutazione di quello che si viene ad acquistare, scolastico, universitario. Non si acquista più qualcosa di valore. Il servizio di Edi Kaliman continuerà a fare molto caldo ancora oggi e domani, poi dal weekend dovrebbe esserci una tregua con piogge grandinate, e nel frattempo i lavoratori dell'Electrolux protestano ed escono prima della fine del turno per temperature che considerano troppo alte. Sentiamo il servizio di Christian Arboit. La fetta d'anguria è gradita perché è buona in questo caso, chiaramente non basta, non è ciò che serve di fronte a queste calure estreme che stanno colpendo in periodo, tra l'altro anche non in genere dove si è già con delle maggiori frescure. Più che una fetta d'anguria e sali ricostituenti distribuiti in mensa, alla dirigenza Electrolux, sindacati e RSU avevano chiesto la possibilità di evitare le ultime 3 ore del turno mattutino tra le 13 e le 16, insomma il momento più torrido della giornata. Richiesta respinta, con la conseguenza che alcune centinaia di lavoratori hanno anticipato l'uscita dal turno mattutino o non si sono presentati all'inizio di quello pomeridiano fissato alle 14, una sorta di diserzione comunque consentita dai responsabili della sicurezza che autonomamente hanno decretato condizioni di lavoro impraticabili. Questo significa che non sarà assegnata assenza ingiustificata, ma si apre il capitolo sul pagamento delle ore non lavorate. Si prospetta un braccio di ferro. L'ammutinamento causato dalla calura ha riguardato in particolare gli addetti della parte più vecchia dello stabilimento. Dentro nella fabbrica, nelle linee di montaggio, nei reparti, soprattutto la parte vecchia della fabbrica, le temperature sono davvero elevate, 33-34 gradi, qualche posto anche di più, e con un'umidità che aumenta ulteriormente la fatica e la temperatura percepita. La fabbrica non è climatizzata. E questo può avere delle conseguenze in materia di sicurezza. Soltanto nelle ultime 24 ore si è registrato un infortunio, lo riporta il cartellone elettronico fuori dai cancelli. Un'operaia si è fratturato un piede durante una movimentazione. Lo stress termico è proprio questo, stressa le persone e può produrre della fatica maggiore e anche di attenzione. Ovviamente non sappiamo se sia questo o no il caso, ma di certo non aiuta nella concentrazione, non aiuta nella sicurezza e nella salute dei singoli operai, che sono quelli colpiti. Da qui la necessità di nuove misure generali, non solo cassa integrazione, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, dice sempre Breda. Intanto, dentro e fuori Electrolux, il salario è più sudato che mai. Fa troppo caldo, sì. Resistiamo e basta. Guarda come sono sudato. Secondo voi? È massa calda. Ancora caldo, molto caldo oggi e domani, ma poi ci potrebbe essere una tregua. Allora andiamo in diretta a Teolo, nella sede dell'ARPAV, dove c'è Chiara Gaiani.
E un caldo buongiorno dal centro Meteo ARPAV di Teolo. Siamo con Roberta Racca, che ringraziamo, che è previsore meteo, che ci raccontava come nella giornata di ieri dovremmo davvero avere toccato il picco delle temperature con record addirittura storici. Sì, nella giornata di ieri abbiamo appunto avuto l'apice del caldo, quindi con temperature massime che hanno raggiunto anche i 38-39 gradi e localmente per alcune stazioni della Bassa Veronese proprio è stato il record storico dal 1992, quindi 38,8 temperature rilevate in alcune stazioni della Bassa Veronese. Anche la Pedemontana, comunque la Pedemontana Vicentina ha raggiunto record storici con 38 gradi e mezzo di temperatura. Ecco, come vedete alle spalle in questo grande meteo che vedete in questo Veneto è tutto rosso, davvero tutto rosso, temperature che non scendono, e questa è la cosa che ci fa vivere davvero molto male in questi giorni, neppure di notte, notti tropicali sono queste. Esattamente, abbiamo avuto temperature minime, anche queste ben superiori alla media del periodo, ben superiori ai 20 gradi, anche localmente superiori ai 24 gradi, quindi si parla appunto di notti tropicali. Anche a Teolo i colli non sono freschi, i colli Euganei? Localmente i colli hanno avuto appunto temperature minime superiori ai 24 gradi, sì. Ecco, allora adesso chiediamo al collega Andrea Benetti di riuscire ad aiutarci per capire che cosa accadrà nei prossimi giorni. Allora, intanto ci sono delle buone notizie, le temperature sicuramente scendono, ma da quando scendono? Esattamente, allora intanto fino a sabato avremo temperature ancora elevate, soprattutto in pianura. Ci sarà qualche lieve calo sulle zone montane legato a un po' di variabilità e instabilità pomeridiana. Un po' di calo ci sarà domenica, quindi andremo sui 35 gradi, ma una decisa svolta, quindi un deciso calo delle temperature, anche di 10 gradi, sarà lunedì. Lunedì arrivano le piogge, infatti vedete questo schermo in cui ci sono delle aree gialle, delle aree verdi, questo è proprio che cosa dovrebbe succedere tra domenica e lunedì. Sì, arriverà questa perturbazione che appunto si avvicinerà nel corso di sabato e domenica, quindi un parziale cedimento della pressione si avrà già domenica, ma il passaggio vero e proprio sarà da lunedì, quindi avremo precipitazioni a partire dalle zone montane e via via diffuse anche a tutto il territorio regionale nel corso della giornata di lunedì. Ecco, ovviamente tutti aspettano il refrigerio, ma tutti temono anche che cosa potrà accadere. Voi in questo momento che cosa siete in grado di prevedere? Sì, dopo un'ondata di caldo così e temperature record, quando arriva una perturbazione, lo sbalzo termico, quindi temperature molto fredde in quota o comunque anche possono portare a temporali e localmente potranno quindi verificarsi dei locali temporali intensi. Stiamo valutando l'evoluzione quindi di giorno in giorno quello che accadrà. Quando potremo sapere, se dobbiamo mettere al sicuro le nostre auto, nonché cercare in qualche modo di proteggere le nostre case? Sì, la valutazione di eventuali allertamenti sarà comunque fatta nel fine settimana. Ecco, quindi allora aspettiamo il fine settimana per capire che cosa succede. Da lunedì però, questa è la buona notizia, il meteo ci assicura un 26-27 gradi di temperatura massima. Ringrazio Roberta Racca del Meteo di Teolo, ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e da Teolo restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie, che speriamo che vada tutto bene, che non ci siano violente grandinate, ne abbiamo viste di tutti i colori. Vediamo adesso a Vicenza, proprio per il gran caldo, ci sono stati molti ricoveri al pronto soccorso, molte richieste al pronto soccorso, colpi di sole, disidratazione e traumi da stagione. Sentiamo. Caldo rovente con cui dovremo fare i conti fino al weekend. Aumentano i malori e gli accessi al pronto soccorso che a Vicenza registra tra le 180 e le 200 persone al giorno. La situazione è di un buon numero di accessi al pronto soccorso, siamo dai 180 ai 200 accessi in pronto soccorso generale qui al San Bortolo ed una tendenza un po' confermata in tutti i pronto soccorso dell'azienda. Patologie che per la maggior parte si attestano in uscita poi con codici bianchi e verdi per oltre il 75% dei casi, quindi non gravi cose, però numeri importanti. Parliamo di colpi di calore, disidratazione, aggravarsi di situazioni già presenti e legate alla fragilità delle persone, soprattutto anziane. I consigli sono
un po' di buonsenso, cercare di rimandare le cose che non sono strettamente necessarie, come le uscite, come la spesa per quello che non serve, o alle ore più fresche, o addirittura a venerdì sabato che dicono che la temperatura cambia, bere in abbondanza, cercare di mangiare frutta e verdura ed evitare insomma quegli alimenti che sono un po' più impegnativi. Ma non solo il caldo, accessi che sono anche figli del periodo per i traumi di stagione legati cioè all'incremento di attività sportive e vacanziere, reparti in stress in cui la situazione dei ricoveri conta 900 posti occupati. L'ospedale non chiuso per ferie, direi molto gettonato, siamo oltre 900 ricoverati in tutta l'azienda, quindi un ospedale in piena attività. Bene, andiamo in diretta adesso a Fontaniva dove c'è un interessante progetto di una passerella ciclopedonale sul fiume Brenta. Ci racconta tutto con i suoi ospiti Monica Smiderle. A te la linea, Monica. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, siamo in diretta dal municipio di Fontaniva. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del progetto della passerella ciclopedonale sul fiume Brenta lungo la strada statale 53. Con me c'è il sindaco di Fontaniva Edoardo Pittone e il vice sindaco Alberto Trento, nonché assessore ai lavori pubblici. Un progetto che la comunità di Fontaniva attende da molti anni, a meno da 20-25 anni, che ha avuto un iter tecnico e amministrativo piuttosto complesso. Ce lo racconta appunto il sindaco di Fontaniva. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Diceva bene, oggi si è conclusa finalmente l'iter amministrativo che porta al riavvio dei lavori per la costruzione della passerella ciclopedonale sul fiume Brenta. Mi permetto di dire è un'opera che non investe solo il nostro territorio Fontaniva, ma è un'opera per tutto il territorio. Un'opera che mette in collegamento, in correlazione l'est e l'ovest del fiume Brenta, quindi Fontaniva, Cittadella con Carmignano, e la parte nord-sud attraverso la ciclopedonale che dal lago di Camazzole porta a Piazzola sul Brenta e a Vigo d'Arzere, quindi un'opera per il territorio. È un'opera che era stata appaltata sindaco nel 2019, consegna lavori a inizio del cantiere nel 2020, poi però c'è stata un'interruzione perché mancavano delle autorizzazioni e poi c'erano anche delle problematiche di tipo tecnico sollevate da ANAS. Esattamente, sì. Alcune autorizzazioni sono state, siamo riusciti ad ottenerle appunto solo a seguito di interlocuzioni con gli enti superiori, ma la cosa che ha richiesto una maggiore attenzione, un maggiore dispiego di energie da parte dell'amministrazione, dei tecnici e soprattutto del vice sindaco appunto è la risoluzione delle problematiche tecniche, quindi il cambio di schema strutturale della passerella che inizialmente presentava delle criticità che sono state evidenziate da ANAS. E allora vice sindaco, come sarà questa passerella? La passerella, buongiorno a tutti, buongiorno direttore e telespettatori. La passerella sarà molto più lineare, molto più semplice nella realizzazione, molto probabilmente più rapida. Lo schema strutturale è completamente diverso, mentre la passerella precedente era completamente incastrata sul ponte esistente, questa invece sarà separata dai dissuasori sismici che consentiranno quindi in caso di sisma di avere una maggiore sicurezza dell'opera stessa. Una passerella che sarà lunga più o meno 500 metri, ma un'opera strategica anche per il collegamento con la ciclopista del Brenta. Quando inizieranno i lavori, riprenderanno i lavori e quando vedremo effettivamente realizzata la passerella? I lavori inizieranno già da inizio settembre e la prima parte verrà realizzata in officina per la realizzazione delle campate metalliche. Ci saranno dei lavori anche per adeguare il ponte esistente ad accogliere le campate, poi da inizio del 2024 inizieremo a vedere anche la posa delle campate stesse, le prime parti del ponte in opera. Quindi insomma l'amministrazione comunale di Fontaniva confida di poter vedere realizzata la passerella entro la primavera dell'anno prossimo. Io ringrazio il sindaco Edoardo Pittone, ringrazio l'assessore vice sindaco Alberto Trento e restituisco la linea allo studio. A te direttore. Grazie molte, grazie. Viva Fontaniva, grazie Monica Smiderle. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altra cronaca da tutte le province del Veneto. State con noi.
Il granchio blu è una vera e propria catastrofe per i pescatori, per i coltivatori di molluschi. Ieri il presidente Luca Zaia è andato a trovarli a Porto Tolle. I pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci, si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80, meno 90% e quindi si ritrovano a pescare loro malgrado un granchio blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare. Produzione 2023 di vongole quasi azzerata dal granchio blu. Sul delta del Po il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato gli operatori del settore della coltivazione dei molluschi alle prese con quello che è un vero e proprio flagello. È un'emergenza perché sta minando non solo l'ecosistema lagunare e fluviale, ma l'economicità di impresa di circa 3.000 imprese. Da maggio a giugno abbiamo avuto un'esplosione della presenza di questo crostaceo che sta annullando tutte le biocenosi lagunari e fluviali, con il rischio che a fine anno non vi siano più le vongole veraci nei piatti, ma purtroppo solo questo crostaceo. Ci tenevamo che l'istituzione, in questo caso la più alta istituzione della Regione Veneto, venisse in quella che è la seconda marina più importante del Veneto, qui a Porto Pila. Alle nostre spalle ci sono ormeggiati una sessantina di pescherecci di altura e questo porto ne movimenta un centinaio. Stiamo parlando di un valore che è attorno ai 40 milioni di euro. Fondamentale dunque lo stato di emergenza che si attende che il governo proclami. Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, gli ammortizzatori sociali, aiuti, deroghe nei pagamenti e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna a ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. Perdita economica ma anche identitaria, dice Zaia davanti agli operatori. Cosa potrebbe essere il Veneto senza la produzione di vongole, cozze, la produzione di quello che è la piccola pesca, insomma tutto quello che si fa? Sarebbe un altro Veneto. Allora questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti. Per i consiglieri regionali del Partito Democratico, Jonathan Montanariello e Vanessa Camani, chiedere lo stato di emergenza o puntare sulla commercializzazione del granchio blu non basta. Zaia, dicono, protagonista di show e buttad facili, non sta facendo abbastanza. Occorre un'azione immediata della Regione per ristori e opere di mitigazione. Servizio di Rina Paronetto e non se la passano meglio i maestri vetrai di Murano. Le fornaci hanno avuto già molti problemi, ma adesso minacciano la chiusura per via della pressione fiscale troppo alta. Pronti a chiudere le loro fornaci a Murano e ad emigrare all'estero se la pressione fiscale non si abbasserà, il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, portavoce anche di un gruppo di colleghi, annuncia una decisione che sarebbe clamorosa. Pronti a lasciare l'Italia, Murano e Venezia per emigrare all'estero, una sorta di ultima spiaggia per sopravvivere. Oggi ho fatto due conti, io ho un'attività e ho cercato di fare i miracoli, l'ho aperta durante il Covid, pensavo di chiudere, invece comunque ce l'ho fatta, poi sono arrivate le tasse e questo sistema qua italiano delle tasse sta distruggendo tutto quanto l'artigianato, sta distruggendo il morale delle persone e soprattutto l'entusiasmo. Vogliamo crescere assieme, beh allora Roma deve cominciare a pensare a tirare un freno uno vero, di quelli forti. Nel mirino c'è il centrismo romano, ovvero lo Stato che dal Veneto pesca sempre risorse. E se noi su 100.000 euro che prendiamo ne diamo indietro il 68%, a noi quello che ci resta dobbiamo pagare il resto delle spese, dobbiamo pagare il gas e tutte le cose che seguono. Così non si può più. Dietro l'angolo c'è sempre una scelta drastica per molti. O andiamo tutti all'estero e portiamo via la nostra Italia, perché non vi appartiene più a voi a Roma, voi pensate solo di fare cassa, ma così perderete gli artisti, gli artigiani e non ci sarà più neanche un giovane che vorrà cominciare a portare avanti questa storia millenaria. Murano è stata soffocata dal Covid, l'aumento del gas, e voi ci avete messo la pietra più pesante, quello delle tasse. Noi con le tasse non ce la facciamo più. Io sinceramente prendo la valigia e me ne vado all'estero e ho ancora tante cose da insegnare ai giovani. Hanno perfettamente ragione i vetrai di Murano che sono proprio schiacciati da una pressione fiscale a dir poco eccessiva.
e in genere questo vale anche per tutti gli imprenditori. Le voci si rincorrevano da mesi, ma ora da Casugana a Treviso è arrivata la conferma, cioè che il colosso della vendita online Amazon non aprirà più il polo delle Stiore, una struttura tutta nuova che ora aspetta un compratore. Con tutti gli hub che hanno qua in giro, visto anche quello che dovrebbero fare all'uscita dall'autostrada di Meolo, questo era un po' in più. Quindi dopo 2 anni di sì apriamo, ormai ci aspettavamo che non venisse fatta l'operazione. Tutti lo sapevano, ma da ieri è ufficiale. Amazon non aprirà più il polo logistico delle Stiore. Una struttura tutta nuova ma mai entrata in attività, nonostante tutto sia pronto come se si dovesse partire immediatamente. Anche questa mattina infatti impianti accesi al di là delle recinzioni, e se non fosse per la totale assenza di personale, di alcuni bancali ancora imballati e delle insegne non ancora montate, verrebbe da pensare che camion e furgoni dovrebbero arrivare a minuti. E invece probabilmente è proprio la viabilità il motivo principale di ripensamento di Amazon per Treviso. Bene o male era una cosa che comunque si sapeva, per il semplice motivo che già come viabilità avrebbero intasato abbastanza una rotonda che già in certi momenti della giornata è già molto trafficata. Motivo per il quale le attività vicine, mercato ortofrutticolo per primo, non sono per nulla dispiaciute della mancata apertura. A livello di zona sì, sarebbe stato abbastanza difficile gestire il traffico, soprattutto la mattina dalle 7 alle 8 e al pomeriggio alle 5. È già molto trafficata di suo e aver furgoni che vanno su e giù era un po' un problema. Forse ce ne guadagniamo per un discorso di trasporti, quindi le strade restano più sgombre visto che non abbiamo neanche questi spazi enormi, per cui per adesso meglio così, speriamo che arrivi qualcuno che magari sia un po' meno invadente. Che nello specifico, ma si tratta ancora di ipotesi, potrebbe essere il vettore DHL, che attualmente ha un deposito logistico a ridosso dell'aeroporto Canova lungo la Noalese, sede che nel tempo sarebbe diventata troppo stretta per il volume di trasporti raggiunto negli ultimi anni, tanto che dalla dirigenza centrale sarebbe iniziata la ricerca di nuovi spazi. E per strutture ma anche macchinari di gestione dei pacchi nei magazzini, il capannone delle Stiore sarebbe un candidato ideale. Al momento è ancora un'ipotesi agostana, ma che in autunno potrebbe anche già concretizzarsi. Servizio era di Lucio Zanatto, si sta inasprendo lo scontro tra 200 produttori di prosecco della zona Conegliano Valdobbiadene e la presidente dell'associazione UNESCO che è Marina Montedoro. Vediamo. È guerra tra 200 produttori di Conegliano e Valdobbiadene e l'Associazione Patrimonio UNESCO, e in particolare con la presidente Marina Montedoro. O meglio, l'ennesima polemica di un conflitto che dura oramai da anni, ovvero da quando la DOC del Prosecco fa numeri e relativi guadagni sulle spalle, questo dicono i vignaioli della Diocesi Superiore, di chi si spacca la schiena tra i vitigni eroici. Il tema è sempre lo stesso, ovvero non confondere le 3 denominazioni del vino più venduto al mondo, cosa che invece, secondo i 200 firmatari di una lettera di contestazione nei confronti della presidente Montedoro, accade sistematicamente. L'ultimo capitolo di questa vicenda riguarderebbe il cammino delle colline del Prosecco, che secondo i 200 firmatari dovrebbe essere meno generico, quindi o Prosecco Conegliano Valdobbiadene o Colline Conegliano Valdobbiadene. Tutto sarebbe scattato tra l'altro dopo la puntualizzazione della presidente Montedoro relativa all'associazione UNESCO e al ruolo di promozione di un territorio e non di una denominazione. Per qualcuno potranno sembrare polemiche agostane, ma non certo per i viticoltori, considerando che per un ettaro di prosecco di pianura i costi massimi di produzione si aggirano sugli 8.500 euro ettaro, mentre per le vigne eroiche si superano anche i 22.000 euro ettaro, una differenza che evidentemente non lascia dubbi. Servizio di Lucio Zanatto, andiamo a Martellago nel Veneziano, abbattuti questa mattina 2 pini domestici, i primi dei 6 che verranno rimossi per la sistemazione del marciapiede di Via Olmo, e stanno protestando i cittadini. Vediamo. Come mai sta lanciando queste rose? Sto lanciando queste rose come il funerale a questi meravigliosi alberi che erano perfettamente in vita, avevano 60 anni e hanno deciso di tagliarli.
Non tagliate il nostro futuro. È questo l'ultimo appello di cittadini e associazioni di Martellago per salvare i pini di Via Olmo. Una protesta che però non ha fermato le motoseghe degli operatori, ha abbattuti 2 alberi, i primi dei 6 che verranno rimossi per la sistemazione del marciapiede. Un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del comune, in collaborazione con la Regione Veneto, come ricorda il sindaco Saccarola, approvato 2 anni fa, è già presente nel masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico a firma dell'ex giunta Barbiero, ma per i cittadini di Martellago l'abbattimento non è un'opzione. Oggi disponiamo di tecniche arboricoltura sufficientemente collaudate e sperimentate per porre rimedio ai danni eventualmente causati dalle radici degli alberi in generale. In questo caso poi dei 6 pini che stanno tagliando nessuno sta causando e ha causato danni significativi né ai marciapiedi né alle strade. Danni invece che il sindaco di Martellago riporta in una lunga lista, dai dossi causati dalle radici lungo la strada statale riasfaltata solo 2 anni fa, al pericolo creato in prossimità delle fermate dell'autobus e lungo il marciapiede a tratti spaccato di Via Olmo. Un progetto di abbattimento che vedrà al tempo stesso la piantumazione di 18 frassini in tutta l'area coinvolta, ma i cittadini non si fermano. Sicuramente faremo ricorso alla magistratura contabile e alla Corte dei Conti, in quanto l'abbattimento non è conforme al regolamento comunale per la salvaguardia delle alberature stradali. Servizio di Sharon Di Carlo, adesso andiamo a Mestre, dove l'associazione Progetto Comune sta raccogliendo firme di cittadini per dedicare, intitolare una strada a Don Armando Trevisiol, scomparso recentemente. Un luogo dedicato alla memoria di Don Armando Trevisiol. A pochi giorni dal funerale del sacerdote, istituzione di Mestre, fondatore simbolo di tante opere e progetti a partire dai centri Don Vecchi fino all'ipermercato solidale, la comunità vorrebbe dedicargli un luogo di memoria. Il Comitato Progetto Comune ha pensato di promuovere un'iniziativa di carattere cittadino generale per formulare un documento da presentare all'amministrazione comunale per l'intitolazione di un luogo particolarmente significativo e centrale della nostra città in memoria del sacerdote defunto. Tantissime le adesioni raccolte in questi giorni dal Comitato e al momento il desiderio dei cittadini sembrerebbe chiaro: intitolare a Don Armando la piazza di Carpenedo, che lo ha visto per molti anni parroco della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio. Abbiamo pensato di farlo perché moltissimi mestrini hanno avuto rapporti con Don Armando nella loro vita, sia direttamente che indirettamente, perché questo sacerdote ha fatto tanto bene per gli anziani, per le persone povere, per gli ultimi, e quindi ha lasciato veramente un segno nella nostra città. Proposta che verrà presentata all'amministrazione comunale entro il 9 settembre, ad un mese esatto dalla morte del sacerdote. Fino al 31 di agosto ci sarà la possibilità di aderire a questa iniziativa scrivendo alla mail del comitato, che è comitatoprogettocomune@gmail.com, oppure scrivendo semplicemente il proprio nome, cognome e la scritta aderisco naturalmente alla pagina Facebook del comitato. Così Maria Laura Faccini di Progetto Comune. Andiamo in pubblicità 2 minuti nemmeno e poi torniamo subito con voi. Sono tantissime le segnalazioni di servizi, di problemi, anche richieste di aiuto da parte dei nostri telespettatori. Questa ci porta a Marostica, in via Cima da Conegliano. Vediamo. Vorrei segnalare lo stato di degrado di via Cima da Conegliano a Marostica, dove il comune non passa da un anno a tagliare l'erba, mentre in piazza lava persino le colonne dei portici ai residenti. Qui sta nascendo un giardino botanico con piante che sfiorano i 2 metri. Scrive così un nostro telespettatore che ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione per segnalare la situazione in cui versa una delle vie secondarie di collegamento tra l'SP248 e la zona che porta in Valle San Floriano. Noi siamo stati a verificare e in effetti non solo le erbacce ai bordi della strada sono altissime, ma impediscono una visuale completa lungo un'arteria già stretta alle auto in transito, con i pericoli che ben si possono immaginare non solo per chi si trova
al volante di un veicolo, ma anche per ciclisti e pedoni che si trovano a circolare lungo via Cima da Conegliano. Noi porteremo la questione all'attenzione del sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Servizio di Vanessa Manzatto hanno battuto i record già raggiunti alle Olimpiadi in Brasile le sorelle Sara e Gaia Maragno, che ai mondiali di nuoto per atleti svoltisi a Buenos Aires hanno vinto 13 medaglie, 6 d'oro in 19 gare. Il ganadora della medaglia di oro, representing Italy, Sara Maragno. Medaglia di plata, representing Italy, Gaia Maragno. Che potessero arrivare così in alto, forse davvero non ci credeva nessuno, neppure loro. Sara, 23 anni, Gaia, 18, sono le Maragnos Sisters di Campo San Piero, le regine del nuoto che i campionati del mondo per atleti sordi che si sono tenuti a Buenos Aires dal 14 al 19 agosto hanno vinto tutto o quasi, migliorando quanto già di spettacolare avevano fatto alle Olimpiadi in Brasile nel 2022. 5 medaglie individuali e 3 nelle staffette, 3 d'oro, 4 d'argento e 1 di bronzo per Sara, 2 medaglie individuali e 3 nelle staffette, 3 d'oro e 2 d'argento per Gaia. Un orgoglio per i genitori Mirko e Michela, un orgoglio per il coach Walter Biasin, che sui social scrive: medaglie sofferte e volute, godetevele perché tra poco rientreremo in acqua. Ho sempre voluto che le mie figlie, sorde dalla nascita, facessero sport, racconta mamma Michela, ma all'inizio nessuno le voleva in piscina. Adesso gareggiano anche nelle competizioni della Federazione Italiana Nuoto, ma non è stato facile e le barriere sono ancora tante. Rientrata a Campo San Piero lunedì, Sara, che è laureata in scienze motorie, in vacanza, Gaia invece sta studiando. Qualche giorno di riposo per poi ripartire. Nuove vasche e nuovi traguardi le stanno aspettando. E il re di Svezia ieri ha consegnato il Nobel per l'acqua al professore dell'Università di Padova Andrea Rinaldo, ovviamente a Stoccolma, un premio che gli era stato assegnato a marzo. Vediamo. Direttamente dalle mani del re di Svezia Carlo Gustavo, il professore Andrea Rinaldo dell'Università di Padova ha ricevuto il premio Nobel dell'acqua, il prestigioso riconoscimento assegnatogli lo scorso marzo. La cerimonia si è svolta ieri nella Sala d'Oro della City Hall di Stoccolma. Nel suo discorso Rinaldo sottolinea ancora una volta come l'acqua sia una risorsa che non deve essere mai data per scontata. Il clima sta cambiando e lo sta facendo molto rapidamente e dobbiamo farlo anche noi. Cioè, dobbiamo renderci conto che certo non abbiamo possibilità di influire sulla vera risoluzione dei problemi, perché di scala planetaria la mitigazione vera, cioè la riduzione delle cause non lo possiamo fare. Ma possiamo tutti fare qualcosa, no? Da risparmiare l'acqua, possiamo fare collegialmente, usarla meglio e prepararci al fatto che questi eventi orribili che vediamo sono una conseguenza diretta del riscaldamento climatico, del riscaldamento dell'atmosfera. Insomma. Qualcuno ancora, ho sentito il Ministro della Repubblica dire che non è sicuro che sia colpa nostra il riscaldamento globale, la cosa mi ha colpito molto, ma è assolutamente ovvio che la colpa è dell'uomo, ma al di là di questo, colpa di non importa, ma la constatazione che l'atmosfera sempre più calda comporti eventi estremi di tutti i tipi, siccità, piene. Questo è evidente. Il professore veneziano d'origine, dal 1992 ordinario di costruzione idraulica all'Università di Padova, confessa che la sua grande emozione per ieri sera era più la preoccupazione per le regole del protocollo durante la premiazione con i reali di Svezia. I miei 2 nipotini, che hanno 5 e 3 anni, erano reclutati non per la cerimonia ma per dare i fiori alla regina, e siccome non eravamo sicuri che fossero così obbedienti, eravamo preoccupatissimi. La prima emozione è che non facessero disastri i nostri nipoti. Poi la cerimonia è stata incredibile, bellissima proprio. Insomma, l'effetto dei cambiamenti climatici, questo gran caldo e poi questi venti fortissimi che hanno abbattuto milioni di alberi, la tempesta Vaia, le alluvioni, gli allagamenti e ovviamente c'è anche c'è il gran caldo di questi giorni. Vediamo cosa sono costretti a fare i cittadini per non morire proprio sotto il solleone. Sentiamo.
Come lo combatte lei questo caldo? Beh, diciamo che mi muovo poco, molto meno del solito. Aria condizionata a casa? No, non ce l'ho, perché ho una casa molto fresca e l'aria condizionata mi fa male ai cervicali. Io in questo momento sto trascorrendo il mese di agosto in collina, quindi sono qui solo rientrata per fare un po' di commissioni. E come l'ha trovato il clima della città? È un po' afosetto, però diciamo che è ancora sopportabile. Insomma, le ore centrali, come sempre, bisogna stare attenti. All'aria condizionata lei a casa? Sì, adesso non mi muovo più. Il caldo è come una malattia quest'anno. C'è stato il Covid, adesso c'è il caldo, una certa età lo si soffre molto. Pericoloso, dice. Come una malattia. Per ripararmi però, adesso vado dentro dove c'è la climatizzazione. Come si affronta questo caldo? Come si affronta? Stando a casa, se fossimo più intelligenti, ma visto che non lo siamo, usciamo lo stesso. Vedo che lei ha il cappellino. Il cappellino sì, aiuta molto il cappellino. Senza cappellino è un po' più pericoloso. Lei è abbronzatissimo. Sono stato al mare. Al sole quindi? Ma c'è l'aria, c'è la brezza marina. Voi siete riparati all'ombra qui di un bar? In particolar modo, oppure in pasticceria c'è l'aria condizionata anche dentro, ma è piacevole a volte stare anche fuori. Si sente meno la diversificazione dall'aria fredda al caldo. Se dura relativamente poco, lo sopportiamo. Come ci si protegge da questo caldo? Bevendo ombre. E ombre è l'unica roba che risolve il problema. Il caldo è sempre stata una prima volta. Solo che abbiati non che erimo. Ricordo che si diceva una volta strade bianche, non perché non fossero asfaltate, perché il sole da quanto era forte le bruciava e la terra diventava bianca. Allora chiudiamo con il pranzo dedicato alle povertà economiche ma anche alle solitudini sociali. Torna dopo 8 anni in via dei Dall'Oro a Treviso, un appuntamento benefico che appunto era stato per diversi anni sospeso. Vediamo. L'ho fatto anni fa ed è stata una giornata per me bellissima, appagante, e poi c'è stato il Covid, praticamente non ho più potuto farle e adesso ho voluto ritornare perché per me fare questo mi dà tanta felicità. Era il 19 luglio del 2015 quando Maria si inventò il primo pranzo solidale in Cae de Oro. Una quarantina gli invitati che non potevano permettersi un'uscita al ristorante. Un mezzogiorno che divenne una festa che durò fino a tarda sera. E 8 anni e un Covid dopo, Maria ci riprova sabato prossimo con una nuova tavolata di solidarietà che questa volta toccherà quota 50. Un piccolo esercito che arriverà dalla comunità di Sant'Egidio di via San Nicolò, ma anche da quell'alloggio di piazza Pio X. Tutti sotto questi ombrelloni, lungo una delle calli storiche della città, dove la povertà assoluta si confrontava con la vendita del corpo delle donne nelle case dalle imposte sempre chiuse e dalle lanterne rosse. Oggi i tempi sono radicalmente cambiati e Maria punta con questa iniziativa a far discutere sia sulla povertà economica, ma soprattutto sociale. Troppe persone sono vuote dentro, sottolinea la ristoratrice, che vede ogni giorno crescere i single che mangiano col telefonino davanti, quando invece bisognerebbe sentirsi sempre più comunità. Per questo, oltre al pranzo solidale, Maria raddoppia con una serata aperta a tutti e dedicata al reparto pediatria del Cafoncello. Volevo prendere su dei fondi per questi infermieri e medici dell'ospedale di Treviso che le sue ferie le gestiscono andando in giro per il mondo a curare i bambini malati. Servizio di Lucio Zanato è tutto per oggi, grazie a Italo Morà, Alberto Pivetta in regia, grazie a voi per aver scelto ancora una volta Focus TG. Ci vediamo stasera con il talk alle 21:15. Buona giornata.